Dopo il lavoro di programmazione e pianificazione avviato nel 2024, gli interventi di efficientamento energetico portati avanti nel corso del 2025 dall'amministrazione comunale compie oggi un ulteriore decisivo passo verso la sua sostenibilità. Se nel 2024 è stato l'anno dell'impostazione strategica, il 2025 quello dei cantieri e delle riqualificazioni, il 2026 per l'assessore Principato sarà l'anno in cui questa visione diventa una realtà concreta. Il Palazzo Comunale di Piazza Gallo sarà dotato di un impianto fotovoltaico a servizio degli uffici, segnando l'ingresso definitivo del comune di Agrigento nell'area verde. L'intervento rientra nel più piano ampio di riqualificazione energetica degli immobili comunali già avviato, che ha interessato diverse scuole, uffici e strutture pubbliche, con i LED, adeguamenti impiantistici e prime installazioni di fonte rinnovabile. Il progetto esecutivo prevede la realizzazione sulla copertura dell'edificio di un impianto fotovoltaico di 15 kW composto da 27 moduli con una produzione annua stimata di oltre 18.466 kWh, destinata prevalentemente al consumo degli uffici comunali. Abbiamo già ottenuto le autorizzazioni necessarie, afferma l'assessore ai lavori pubblici di Agrigento Principato, all'installazione, consentendo così di avviare l'opera nei tempi programmati, consegnare alla città un edificio pubblico moderno, efficiente e sostenibile. I benefici saranno concreti e immediati, tra questi la riduzione dei costi energetici, maggiore comfort per i dipendenti e per i cittadini, minori emissioni di CO2 con un contributo reale alla tutela ambientale e la valorizzazione del patrimonio pubblico. Si tratta di un investimento, afferma Principato, che produce risparmio strutturale nel tempo, meno bollette, meno sprechi, più risorse da reinvestire in servizi per la comunità. Questo intervento, continua Principato, rappresenta la naturale prosecuzione del percorso intrapreso anche in altri plessi comunali e scolastici, dove la programmazione e la manutenzione hanno dimostrato che una gestione attenta e tempestiva migliora qualità, funzionalità degli immobili pubblici. Entriamo così, conclude Principato, in una nuova fase, non solo più manutenzione, ma transizione energetica. Un comune che produce energia pulita, riduce i consumi e guarda al futuro con responsabilità. Il Palazzo Comunale di Piazza Gallo sarà il simbolo di questo cambiamento.